Ci siamo! È scattato il countdown in vista dell'edizione 2011 di Gusti di Frontiera, che vedrà alzarsi il sipario giovedì 22 settembre nella splendida cornice del centro storico di Gorizia. Contaminazioni, storie di culture che si intrecciano, influenze e tradizioni che riemergono con i vini, i prodotti tipici, i sapori e i profumi che vivranno nelle vie e nelle piazze del nuovo centro cittadino. La grande novità di quest'anno vedrà la piena collaborazione tra il capoluogo isontino e Nova Gorica. Gli stand della Dalmazia verranno infatti ospitati nella cittadina slovena, trovando spazio in piazza Bevk. Le due piazze cittadine, piazza Bevk appunto e piazza Vittoria, verranno collegate da un trenino. Il comune di Gorizia ha oliato in tutte le sue componenti la macchina organizzativa per presentare ai visitatori un'edizione veramente speciale. 150 anni dell'unità nazionale, la Belle Époque in salsa mitteleuropea, un po' di Francia e il tipicamente goriziano, i quali presenteranno ai commensali una ricetta universale a 360 gradi. 4 giorni tutti da vivere alla scoperta di quella città passata alla storia come la Nizza mitteleuropea.